credo che Marco Gallo abbia capito fino in fondo che è Gesù la fonte dell'acqua viva, è Lui che solo può dare risposta a quell'attesa di pienezza di senso che abita il cuore di tutti noi. Quindi sono certo che sarà, come già è e come è stato, un riferimento significativo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Mi ha sempre colpito tanto il fatto che fosse sfacciato, cioè che venisse da te a dirti, cioè gli colpiva qualcosa che avevi detto, gli colpiva qualcosa che avevi fatto, veniva da te, te lo diceva, ti spiegava anche perché, e sono un approccio che tu dici, cioè a volte ti destabilizza un attimo, però alla fine era profondamente vero in tutto quello che faceva, come ti parlava, come si rapportava con te. Ricordo ad esempio un momento in cui era molto critico rispetto al momento della scuola di comunità, che era il momento in cui ci trovavamo con GS, diciamo, a leggere un test parlare della vita. Era piuttosto critico su certe modalità e continuava a interpellarmi, cioè voleva che gli dicessi la mia posizione in modo chiaro, no? Fino a che non aveva una risposta, non era soddisfatto, no? Io non ho conosciuto Marco, non ero amico della famiglia, però vedevo delle persone cambiate, innanzitutto in casa, cioè non erano solo legami di sangue, era entrato un nuovo principio di fede anche nel rapporto con la sorella, e poi attorno a persone che diventavano suoi amici non avendolo conosciuto. Allora per me questo è qualcuno che si è servito di Marco, ha preso tutta la sua vita e sta generando quello che generava ai tempi del Vangelo, cioè cambia la natura delle cose.